Si è insediato il nuovo consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento, è stato eletto il direttivo così costituito, l'ingegnere Achillo Furioso presidente, Jennifer Danna consigliere segretario, Michele Zambuto il tesoriere. Il presidente e il direttivo hanno ringraziato i consiglieri per la fiducia e dichiarato il massimo impegno nell'interesse della categoria, con il costante coinvolgimento dei colleghi, il contributo dei giovani e la massima attenzione alle esigenze delle periferie. È emerso intanto un'analisi sulle elezioni che sono state un tripudio per il nostro Consiglio provinciale, perché c'è stata una grande partecipazione nonostante il periodo di pandemia. Hanno partecipato quasi 900 ingegneri, hanno votato in presenza rispetto alle norme di sicurezza. È stata una festa perché ci siamo rivisti dopo un grande periodo di ristrettezze di vita sociale. È stata doppiamente festa perché i candidati hanno dimostrato grande interesse, grande lealtà nel dare un'alta prova di democrazia. E quindi c'è stata un'affermazione di un Consiglio che ieri ha trovato modo di insediarsi. È un Consiglio di grande novità perché presenta figure nuove, c'è moltissimo spazio alle donne. Abbiamo la segretaria, il consigliere segretario che è una collega giovanissima con esperienza in campo universitario in tecnica delle costruzioni, e quindi già si vede la vocazione dell'ordine a essere accogliente nei confronti dei neoiscritti. E poi ieri si sono discusse tantissime altre tematiche, perché riteniamo che l'ordine di Agrigento debba, come dire, essere più presente sul territorio, partecipare alle scelte della pianificazione territoriale. Noi vogliamo soprattutto essere presenti negli enti locali, nelle istituzioni, in tutti i luoghi in cui si decidono come dire, le cose che riguardano, le tematiche che riguardano i liberi professionisti in particolare. E quindi vogliamo promuovere una serie di tavoli di confronto continui, permanenti con i comuni, dove sappiamo che sono molte difficoltà anche di personale, ma noi proprio per questo vogliamo come dire, sfruttare una sinergia, una nuova ritrovata sinergia tra i dipendenti pubblici, gli enti pubblici e i professionisti, che spesso hanno lamentato e lamentano carenza di, come dire, di collaborazione tra queste parti. Per fare questo ovviamente bisogna utilizzare quelle che sono attualmente le forme più comuni e più incisive per arrivare alla soluzione dei problemi. Oggi tutto si fa tramite la digitalizzazione, quindi chiaramente è possibile, è facilissimo trovare modi di interagire con i colleghi che stanno in Nord Italia, che stanno a Palermo, professori universitari, con gli stessi comuni possiamo promuovere delle azioni di incontro, ovviamente anche a distanza, quando le condizioni ovviamente non consentiranno di farlo in presenza. È un ruolo fondamentale in tutto questo, ovviamente lo avrà la formazione. Voi sapete benissimo che negli ultimi anni le norme per quanto riguarda gli ordini hanno tentato di sminuire il ruolo stesso di questi organismi di rappresentanza dei liberi professionisti, in questo caso degli ingegneri. Però noi siamo convinti che attraverso un nuovo impulso alla formazione di qualità, mi riferisco per esempio alla transizione al BIM e tantissimi altri temi che possiamo affrontare e siamo tenuti ad affrontare con i nostri colleghi professionisti, riusciremo a dare uno slancio nuovo, una competenza nuova, non solo per i liberi professionisti, ma anche per i colleghi che fanno il RUP, fanno la progettazione, la direzione dei lavori negli enti locali, perché siamo sempre convinti che dall'alleanza tra la pubblica amministrazione, tra l'altro oggi impegnatissima adoperarsi per realizzare quelli che sono sfruttare i fondi del PNRR. Allora è chiaro che si gioca un momento storico per l'ordine degli ingegneri, un momento storico per tutti gli ordini. Ecco che ieri si è anche discusso assieme alla tesoriere Michele Zambuto, assieme a tutti il Consiglio che si è riunito, di come fare squadra, fare sinergia con gli altri ordini professionali. I nostri cugini architetti del piano di sopra hanno le nostre stesse, diciamo, competenze, e con loro vogliamo andare di pari passo nei temi che ci riguardano. Vogliamo occuparci dei temi inerenti all'ingegnere docente, perché ci sono delle discriminazioni in questo senso per quanto riguarda in Arcassa, per quanto riguarda la gestione separata. Sono tante le richieste che sono pervenute durante la campagna elettorale da tutti i nostri iscritti, e per fare questo serve unità, squadra, compostezza, sobrietà, ma determinazione nel comunicare i messaggi che vogliamo noi trasmettere ai nostri colleghi. E questa unità
unità, questa determinazione si concretizza in una squadra compatta che ieri ha voluto esprimere in maniera unita un direttivo che sono sicuro lavorerà benissimo, e questa è l'occasione gradita per ringraziare non solo ieri il Consiglio che ci ha votato in maniera compatta, ma tutti i colleghi che sono venuti in questi giorni a manifestarci la loro vicinanza, non solo nel voto ma con tanti messaggi, tantissimi. Ho ricevuto in questa mattina messaggi dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dalla Presidente della Consulta regionale, l'amica Elvira Restivo. È grazie a questa collaborazione che l'Ordine degli Ingegneri di Agrigento diventerà ancora più protagonista nella vita del territorio.